46 imprese finanziate, un passo importante per l'attrattività della regione, questo bando per voi è un successo? Sì, direi decisamente di sì, anche perché il territorio ha risposto molto bene, non solo gli alberghi ma anche le altre strutture turistiche, quindi bed and breakfast, campeggi, tutte le strutture che volevano innovare la propria offerta. Si tratta del secondo bando perché il primo riguardava la montagna ed era specifico per le strutture alberghiere montane, anche lì la risposta è stata ottima e quindi diciamo che con questo riusciamo a completare le richieste che ci provengono un po' da tutto il territorio veneto. L'elemento turistico per questa regione rimane un fattore molto importante economicamente e anche sul fronte dell'occupazione. Ma direi di sì, oltre l'8% del PIL regionale tratta di turismo, quindi io dico sempre che è la prima industria del Veneto e assieme all'agricoltura è uno dei due settori che sta dando maggiormente soddisfazione attualmente e anche in futuro al Veneto.